Parla di una prefettura più aperta nell'anno 2015, a dichiararlo il prefetto della città di Agrigento Nicola Diomede nel corso del suo incontro con la stampa avvenuto poche ore prima del brindisi di fine anno 2014. Nicola Diomede in città da un anno ha preannunciato un ufficio più disponibile e che sia di garanzia ai cittadini, stabilendo un ponte tra le loro aspettative e le risposte che possono arrivare sia dal governo nazionale, regionale e dai sindaci per le esigenze locali. Ho cercato di mantenere la prefettura assolutamente aperta. Il discorso che è successivo è all'apertura, poi è ovvio che deve corrispondere non solamente una prefettura come momento di ascolto, che è sicuramente base fondamentale. Nell'ambito dei meccanismi di ascolto vedere anche di essere utili ascoltatori, utili prospettatori al governo nazionale, al governo regionale, ai sindaci se l'esigenza di ascolto promana da un cittadino. In questo senso l'altra volta quando ci siamo incontrati ho parlato della prefettura come ufficio di garanzia del cittadino, proprio per porsi come interlocutore tra le varie istituzioni per risolvere il problema dei singoli o delle associazioni dei singoli. Tante le carenze di un territorio, quello agrigentino, che il prefetto della città ha monitorato nel corso del suo anno in prefettura, ma che conosce bene per il suo trascorso ad Agrigento, che lo ha visto per tanti anni presente al fianco dei suoi predecessori e che cercherà anche per il 2015 di attenzionare maggiormente, come l'emergenza della cattedrale, il CUPA e una sua maggiore valorizzazione evitandone la chiusura, il problema delle immigrazioni con un maggiore controllo sul territorio della loro presenza, le gravi tematiche sociali irrisolte legate sia alla mancanza di posti di lavoro che a futuri licenziamenti. Il prefetto tiene anche alla creazione di un gruppo di lavoro che nel 2015 possa dare indicazioni positive per evitare che la nostra città in futuro si continui a trovare agli ultimi posti delle classifiche nazionali. Sui punti dolenti, sulle maggiori criticità, su questo confermo l'intenzione di mettere mettere su un gruppo di lavoro che possa analizzare questi dati e vedere di dare rispetto a segmenti, non possiamo pensare di risolvere tutto, comunque rispetto a certi segmenti di migliorare la situazione complessiva.